Un esempio di come la scuola possa essere agenzia educativa è quello dell'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello di Porto Empedocle, che in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne ha coinvolto alunni con una serie di iniziative per sensibilizzare ed educare. In particolare gli studenti delle terze classi hanno dato vita ad un recital con la finalità di rendere i giovani e soprattutto le ragazze capaci di criticare, valutare, scegliere e acquisire consapevolezza della propria identità. Abbiamo messo in scena questo recital per dare voce a tutte quelle donne che ogni giorno in Italia e in tutto il mondo subiscono maltrattamenti, abusi per mano di uomini senza scrupoli e senza pietà. La scuola e i nostri docenti inoltre ci inducono e ci spronano a fare dei dibattiti e a commentare su argomenti per riflettere, saper valutare, criticare e un domani non cadere in pericolose trappole. Elena era a Torino quando è stata picchiata, umiliata ogni giorno, ma lei aveva studiato, aveva un lavoro. In realtà ero io che mandavo avanti la famiglia, io portavo a casa lo stipendio, lui non riusciva a tenersi un posto. Come insegnanti e come educatrici vuole essere un monito, un esempio per tutti gli alunni, ma non solo. Le parole chiave per combattere la violenza contro le donne sono educazione e prevenzione. Per questo bisogna, sin dai più giovani, insegnare loro il rispetto delle donne e per fare questo bisogna investire sulla scuola e sulla famiglia. È stata un'esperienza entusiasmante perché nonostante la drammaticità dell'argomento noi siamo riusciti ad ottenere questo obiettivo e fare in modo che un argomento così importante venga portato e parlato anche da noi ragazzi.